Cosa aspetti? Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, a lei la linea. Buongiorno, grazie, buongiorno a Radio Libertà, a tutti i nostri ascoltatori e un buon fine settimana a tutti. Ci ritroviamo, l'Umanitaria Padana è sempre in prima linea per continuare ad aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi. Abbiamo molte cose, molto lavoro sempre da fare perché le richieste sono molte. Devo dire che negli ultimi anni, in questo periodo, diciamo, ringraziando Dio, negli ultimi tempi abbiamo avuto meno attività rispetto in passato per quanto riguarda gli interventi diretti in grandi calamità naturali nazionali, però è un settore questo molto delicato in cui ricorrentemente siamo chiamati comunque a intervenire perché l'Italia è un paese straordinario, bellissimo, con non solo una grande storia, ma anche sul piano naturalistico delle eccellenze e delle situazioni veramente straordinarie. Proprio anche sul piano geologico siamo una realtà, un paese che ha tutto. Ha veramente è un paradiso anche per i geologi, per gli studiosi di storia, eccetera. Però tutto questo comporta anche delle fragilità che a volte sono amplificate dalle ideologie purtroppo e quindi anche da alcune colpe umane. Qualcuno dice il problema più grosso è il cambiamento climatico. Guardando la storia, più o meno ogni volta che guardiamo che siamo intervenuti in qualche terremoto, qualche alluvione, abbiamo scoperto che in quelle realtà terremoti e alluvioni ce n'erano sempre stati. Quindi diciamo che delle fragilità appartengono proprio alla struttura del nostro paese. Semmai possiamo dire che una volta queste fragilità erano conosciute dalle popolazioni e in qualche modo, in qualche misura, sapendo che queste cose potevano accadere, ci si votava da un lato al cielo con la preghiera, eccetera. Pensiamo ad esempio Napoli, una città che sorge sulle pendici di un vulcano esplosivo e non esplode ricorrentemente, ma quando lo fa può spazzare via intere popolazioni. Pensiamo a Pompei, pensiamo ai Campi Flegrei e lì insomma in qualche modo la popolazione napoletana ha questo culto profondo con San Gennaro, perché sicuramente le persone si sono sempre affidate anche al cielo. E finché va bene, però si sa che ad esempio quella dei Campi Flegrei invece adesso è una situazione molto preoccupante. Diciamo che la ragione vuole che insieme, perché diciamo il bene è sempre un misto di grazia e di impegno, diciamo che accanto a sicuramente l'affidamento, anche la preghiera, ci deve essere anche la ragionevolezza, perché anche quello è un dono di Dio. E quindi laddove ci sono le aree sismiche bisogna costruire in maniera antisismica, laddove ci sono rischi idrogeologici bisogna fare azioni di prevenzione, soprattutto le attività diciamo gli eventi
calamitosi idrogeologici che ci han sempre visto in prima linea. Negli ultimi anni, soprattutto in Emilia Romagna, son stati ricorrenti, sono molto più dei terremoti, ma anche nei terremoti hanno insegnato paesi come il Giappone, eccetera, si può far tantissimo sul piano della prevenzione, non solo sul piano delle costruzioni, quello senz'altro, ma anche proprio sul piano dei comportamenti da adottare, mentre da noi c'è pochissimo impegno nella prevenzione, nell'insegnare alle persone come comportarsi, ad esempio, in caso di terremoto o di calamità varie. La calamità più frequente è quella proprio connessa al dissesto idrogeologico. E qua le colpe umane sono spesso molto importanti, soprattutto da quando si è diffusa la mentalità, che le piene ci son sempre state, ma se le piene si portano dietro, delle quantità enormi di di detriti, di piante, se i boschi non vengono puliti, se la le i f gli alvei dei fiumi non vengono puliti, se tutto il materiale viene depositato lungo il corso di fiumi che possono andare in piena. E poi diventa più difficile, però ci sono dei posti in cui in qualche modo per delle strane consorterie, eccetera, comunque la politica non viene mai realmente chiamata alla responsabilità delle sue colpe. Probabilmente ci son delle realtà talmente ingessate in cui anche la democrazia diventa alterata da tutta una serie di poteri, eccetera. Quindi vediamo che in certi posti dove le ideologie son molto affermate di non toccare, questi eventi possono sempre anche riprodursi. Noi allora, laddove non è il sistema ad essere, avveduto e a prevenir le situazioni, laddove magari c'è anche meno volontà di fare, ci sono anche delle istituzioni o comunque delle componenti politiche che ritengono che fare sia sempre in qualche modo male, no, e poi però si raccolgono i frutti. Io vivo in una realtà abbastanza fortunata da questo punto di vista. Il fiume Adda ha ancora un sistema ehm, così di dighe, di sistemi per governare, ehm, l'altezza dell'acqua che dal Lario, quindi dal lago di Como, di Lecco così, scende verso il Po attraverso il fiume Adda, perché questa cosa fu fatta da Leonardo da Vinci. E poi dopo ci son state delle nuovi interventi, però si vede come la storia in realtà tante volte proprio la mentalità nasce da storie molto antiche. Chi ha fatto quel percorso sul fiume Adda lo sa che c'era tutto questo sistema, serviva anche a rendere navigabile allora il fiume per portare le merci, eccetera, ma comunque son stati fatti poi anche dei sistemi con cui si controlla il flusso idrico. Tante volte son proprio le infrastrutture a vasche di decantazione, eccetera, ma anche il corretto uso di queste che consentono di governare questi fenomeni. Voi dite: "Ma perché la Sara ci parla di questo tema adesso che non è caldo?" Ma proprio perché a noi dà fastidio che di queste cose si parli sempre in emergenza, perché se ne parla solo nell'emergenza, le emergenze ritornano. E invece quello che è fondamentale è che quando non c'è l'emergenza si lavori per evitare l'emergenza, e per chi come noi comunque aiuta nelle emergenze, è in questi momenti che bisogna lavorare per prepararsi per quando le emergenze capitano. Voi sapete che l'Umanitaria Padana, per la sua credibilità, è sempre, ogni volta che succedono le grandi calamità,
riesce ad arrivare subito, ma non quando diciamo tutti si attivano, tutti vogliono partire e poi non riescono a portare le cose perché non ci si può improvvisare soccorritori. Noi precisiamo, non siamo soccorritori nel senso che spesso abbiamo supportato i soccorritori. Ricordo ad esempio in Umbria abbiamo aiutato il soccorso alpino umbro, quando erano in prima linea e non avevano più mezzi, non avevano più nemmeno capi d'abbigliamento, niente, perché era stata talmente grande quell'emergenza, poi multipla, ripetitiva, ricorrente ai tempi di, ricordate, Amatrice, Norcia, quindi Amatrice in Lazio, Norcia in Umbria, eccetera, c'era stato quell'area era stata talmente colpita poi ricorrentemente e anche poi si era unito anche quella grande tragedia della neve e di quel rifugio, ecco, in quel caso il rifugio costruito in un canalone, lì sicuramente le colpe umane esistono, però quindi c'era stata tutta una serie di emergenze fino a quando anche chi proprio si occupa del soccorso, primo soccorso, quindi gli scavi e il recupero delle persone, aiutare le persone a salvarsi. Ecco, noi non in quella fase semmai aiutiamo i soccorritori, ma allora che portiamo attrezzature per i soccorritori, sia tecniche, barelle, così sia di tipo perché non ce la facevano, perché era veramente tanto l'impegno, anche proprio gli stivali, perché a un certo punto vengono esaurite sia quelle date dall'istituzione sia quelle personali e quindi anche in quel caso gli guanti, eccetera, dispositivi di primo soccorso. Noi interveniamo sempre con l'aiuto materiale, però subito appena finita la fase in cui non dobbiamo intralciare l'aiuto dei soccorritori, noi ci siamo sempre in prima linea con aiuti mirati. E gli aiuti mirati non sono, anche se poi serve anche quello, ma in realtà poi alla fine il vestito usato, e a parte che ne arrivan tantissimi, noi il più delle volte poi il vestito usato, lo dobbiamo selezionare, quindi comporta anche perché insomma chi prende noi abbiam visto, c'è la solidarietà vera, ma poi c'è anche chi approfitta di queste situazioni per svuotare i garage, quindi noi facciamo sempre una preselezione, ma non è quello che conta invece sono attrezzature per, sostenere una vita magari nei campi, eccetera. Quindi in realtà servono, prodotti per la pulizia, servono prodotti di scavo, quindi attrezzature attrezzature agricole, cattini, taniche per l'acqua, stivaloni di gomma, guanti, attrezzi elettrici, lampade da cantiere, generatori elettrici. Ecco, questi sono gli aiuti che servono veramente e noi cerchiamo di arrivare pronti in queste circostanze, ma per arrivare pronti c'è tutta un'attività logistica che noi svolgiamo, quindi abbiamo un magazzino, abbiamo un furgone, facciamo dei ritiri, predisponiamo le cose e tutta questa attività logistica ha dei costi e sono dei costi che poi diventano utilità e rimane comunque attività di programma, non è attività di struttura, non è che serve per esistere, sono attività funzionali a degli interventi che noi siamo pronti a fare al momento del bisogno. La logistica ci serve anche per alcune attività internazionali d'aiuto, per mandare perché noi non mandiamo solo aiuti finanziari, ma, mandiamo o portiamo anche, dei beni materiali, quasi sempre si tratta di attrezzature medico-sanitarie per disabili, soprattutto perché noi operiamo nei paesi in guerra. Quindi negli ultimi anni, sapete, abbiamo fatto, missioni
anche in Ucraina, perché noi siamo contro l'invio di armi in Ucraina, siamo per la pace, lo continuiamo a dire. Se la pace fosse stata fatta subito, cedendo l'autonomia al Donbass, dove già noi aiutavamo le popolazioni colpite dalla guerra in Donbass, e poi abbiamo portato gli aiuti in Ucraina, un'ambulanza per Kiev, un tir di aiuti alla Chiesa ortodossa, aiuti alla Chiesa cattolica, eccetera, proprio per i civili. Ma anche in questo contesto noi siamo per la pace, perché oggi l'Ucraina è una nazione che sta perdendo 4 generazioni di maschi, quindi comunque finirà, sarà devastato, finito. E i buoni che dicono: "Ah, che fanno le mosche cocchiere, spingendo la guerra degli altri, l'eroismo di qua e di là", saran quelli che avran causato un'Ucraina più piccola, ma soprattutto morta sul piano demografico. Come verrà rimpiazzata? Magari coi tartari, visto che piace molto, no, questa cosa, l'abbiam vista. Esiste una componente, diciamo, mondialista molto potente, finanziata da Soros, che non rinuncia, l'abbiam visto anche adesso a New York, non rinuncia al progetto di una sostituzione di civiltà, direi, neanche etnica, direi sostituzione di civiltà. Sostanzialmente il vero obiettivo di questi demoni è soppiantare la cristianità. E tutto ciò che è civiltà cristiana nelle sue varie sfaccettature, con le sue varie dimensioni, dalla dimensione cattolica a quella ortodossa, e tutto quanto. Abbiam visto Charlie Kirk in America ammazzato, vediamo chiese, insomma il problema della cristianofobia è grosso. Infatti l'umanitaria padana è sempre in prima fila su questo, anzi in questi giorni dal Pakistan c'è stata fatta un'altra richiesta per aiutare la famiglia di un povero signore, proprio poveri, perché poi sono proprio i poveretti che subiscono questa persecuzione, che è stato, falsamente accusato di poveri, analfabeti, malati. Vengono accusati di blasfemia, imprigionati, torturati. Adesso c'è stato chiesto di aiutare la famiglia di Nadim, accusato falsamente di blasfemia. E quindi insomma vediamo un ahinoi, che una componente non indifferente dell'islamismo finanziato da tanti capitali, non tutti, diciamo arabi, ma proprio a livello anche di alta finanza, di chi non si arrende a creare, chi non si arrende rispetto a questo progetto, in questo momento combattuto soprattutto in America, invece ancora molto, però diciamo poi New York non è l'America, anzi son convinta che l'America da questa cosa avrà un sussulto di reazione differente, ma invece in Europa molto forte, di sostituire in qualche modo la nostra civiltà. E non è che l'obiettivo sia sostituirlo con l'Islam, come diciam da tanti anni, in realtà questi poteri utilizzano l'Islam per scardinare una società e una civiltà millenaria, convinti di poterlo usare per poi in realtà utilizzare le religioni una contro le altre per farle fuori tutte e poi governare loro con questo sistema ehm, così strano, insomma, disvaloriale, alla rovescia. Adesso abbiamo visto
è un governatore in America di questi islamici che sono stati che è stato eletto adesso, la prima cosa che ha fatto è stato immediatamente eliminare tutte le bandiere LGBT dalle istituzioni. È stata proprio la comunità LGBT a votarlo, no? Quindi vediamo che c'è anche un cortocircuito, ma in realtà da un lato l'Islam utilizza questi poteri per espandersi e riesce a farlo, mentre questi poteri utilizzano l'Islam per scardinare il sistema. Ecco, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a lavorare per il nostro popolo, come facciamo, quindi essere pronti per quando, ahimè, prima o poi qualcosa succede, perché questo in Italia è sempre successo, sempre succederà, preghiamo Dio che non succeda, ma qualche volta le calamità naturali accadono. Dobbiamo operare a sostegno dei cristiani perseguitati e soprattutto questi in prima linea col progetto SOS Cristiani, perché loro sono veramente anche l'avamposto, loro sono coraggiosissimi, sono solo il 2%, è come essere 2 a 98, eppure loro hanno un coraggio da leoni. Noi dobbiamo stare vicino a questi cristiani perseguitati, sono anche ci ricompensano anche con le loro preghiere, con i loro sacrifici e sono anche tenersi vicini a loro anche un modo anche per renderci conto che questi pericoli possono venire anche a casa nostra. Quindi se volete aiutarci, le causali principali su cui vi chiediamo di aiutarci sono SOS Cristiani, ma anche io vi chiedo veramente di aiutarci con la causale logistica, perché nessuno ci aiuta su questo, però in realtà noi abbiamo bisogno questi sono costi fissi, il magazzino, il furgone, eccetera, che dobbiamo sostenere. Quando la calamità c'è, gli aiuti arrivano, ma quando le calamità, grazie a Dio, non ci sono, aiuti su questi fronti non ne arrivano, ma noi costi continuiamo ad averli ed è giusto averli perché bisogna essere pronti a intervenire nel momento del bisogno. E questi sono interventi di solito che riguardano proprio di aiutare il nostro popolo a casa nostra. Quindi vi chiediamo di aiutarci, adesso è stato l'epoca dei defunti, fra un po' iniziamo già a respirare l'aria del Natale, quindi pensateci, tra tante cose così, tanti regali che fate, se potete anche pensare un pezzettino, basta poco all'umanitaria padana o con un bollettino postale o con una donazione online o col solito IBAN, vi chiediamo proprio anche un impegno sulla causale logistica perché noi siamo parecchio in affanno con i costi fissi e quindi vi ringraziamo tanto se ci potete aiutare su questo. Ovviamente anche con donazioni di beni materiali di quel tipo che vi ho detto, quindi molto dotazioni tecniche utili in caso di calamità naturali. Quindi vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon weekend, un saluto a tutti, coraggio, difendiamo, aiutiamo i popoli a casa loro, il nostro popolo a casa nostra e anche la nostra civiltà, che è una civiltà fatta di umanità, cioè mettendo al centro la persona umana e i popoli. Grazie a tutti, ciao. Avete ascoltato